Che la regione abbia, per così dire, il vizietto di imporre centrali elettriche lì dove la popolazione non le vuole è una costante. Lo testimonia questa recente storia che arriva da Zoldo in provincia di Belluno. Qui i cittadini si sono uniti e hanno vinto una battaglia importante, la stessa che la città di Bassano deve fare per impedire la costruzione della centrale in via Pusterla. Cos'è successo tra le nostre belle montagne venete? La regione aveva deciso di concedere le acque del torrente Grisol che scorre tra Zoldo e Longarone a una società che voleva sfruttarle per creare energia elettrica. Badate bene che il Grisol e la Valle del Soffranco sono uno dei luoghi più integri, suggestivi e selvaggi del Veneto, la porta d'accesso al parco delle Dolomiti Bellunesi. I cittadini, con il sostegno di alcune associazioni, si sono mossi contro quella che hanno definito una speculazione idroelettrica. Per i residenti, la regione avrebbe svenduto il torrente con argomentazioni pretestuose e illegittime. È stato presentato così un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che l'ha accolto bloccando i lavori. Motivo centrale del ricorso è il rilascio della concessione senza aver tenuto conto dello stato di qualità elevata del torrente, che è tutelato dalla normativa italiana e comunitaria, che la legge non consente di deteriorare e che è incompatibile con la realizzazione di derivazioni idroelettriche. In questo caso si parla di un bene naturale. A Bassano, oltre alla natura, c'è la questione storica e paesaggistica, con tutta l'area tutelata sempre e comunque da un decreto ministeriale ancora in vigore. La sostanza, quindi, è la stessa. La sentenza riveste particolare importanza e costituisce un precedente importante anche per la questione locale. Il ponte e via Pusterla vanno tutelati ad ogni costo, paradossalmente proprio contro le decisioni di quella stessa regione e dell'assessore Bottacin, che avrebbero il dovere istituzionale di custodire i suoi luoghi più belli. È auspicabile che d'ora in poi tutti gli organismi autorizzativi provvedano ad adeguarsi e a guardare alla sostanza delle cose invece di arrampicarsi sulle interpretazioni tecnico-burocratiche.